Pochi giorni fa aveva presentato insieme al professor Gino Geroso un progetto innovativo pensato dai cardiochirurghi per salvare altre vite, un ECMO molto sofisticata per ambulanze. Lunedì sera il dottor Roberto Bianco del centro Gallucci di Padova è stato trovato privo di vita nel suo studio. A dare l'allarme alcuni colleghi che hanno notato la porta chiusa e non sentivano alcun rumore all'interno. Il corpo del medico era a terra esanime. Sul posto è arrivata la polizia e il pubblico ministero che ha deciso di disporre l'autopsia per chiarire le cause del decesso. Sarà eseguito anche un esame tossicologico. A terra sarebbero state ritrovate un paio di compresse per l'ipertensione, patologia di cui il professionista soffriva. Non si esclude dunque possa essersi trattato di un malore fatale. Gli inquirenti invece escludono senza alcun dubbio la morte violenta. Nessun segno anomalo è stato rilevato sul corpo del 61enne. La morte del dottor Bianco, stimato cardiochirurgo responsabile dell'unità operativa di terapia intensiva post-operatoria in azienda ospedaliera di Padova, ha lasciato tutti sconvolti. Sono affranto, sono vicino alla sua famiglia e a tutta l'equipe della cardiochirurgia che poi per il dottor Bianco era come una seconda famiglia. Lo voglio ricordare come un chirurgo innamorato del proprio lavoro, sempre disponibile con i pazienti, in grado di fare squadra con i colleghi. Le parole del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, Giuseppe Dalben.